Vogliamo aprire la Bibbia se non c'è nessun altro. Vogliamo leggere un capitolo della seconda lettera di Pietro, che è l'ultimo capitolo, il numero 3, capitolo 3 della seconda epistola di Pietro, il quale ci parla proprio degli ultimi tempi, della venuta del Signore. Amen. Alleluia. Seconda Pietro, capitolo 3. A Dio sia la lode. Amen. Diletti, questa è già la seconda lettera che vi scrivo, e in entrambe tengo testa alla vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli, sapendo prima di tutto questo: negli ultimi giorni verranno degli schernitori con i loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. Costoro dimenticano volontariamente questo, che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per i quali mezzi il mondo d'allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli di adesso e la terra, per la medesima parola, sono custoditi, essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro. In esso i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, per mezzo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, parlando di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili da capire che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia, per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno.
Amen. Accomodatevi pure, gloria al Signore. Voglio andare al sodo. In pratica il messaggio di questa mattina sapete qual è? È il ritorno del Signore e la preparazione al ritorno del Signore. Ma se possiamo sintetizzare in un solo verso, è proprio l'ultimo verso che abbiamo letto. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. In vista del ritorno di Gesù, crescete nella grazia e nella conoscenza, non della dottrina. Gloria a Dio, bisogna anche crescere nella dottrina. Ma qua l'Apostolo Pietro sta parlando di crescere nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù. Dobbiamo conoscerlo di più, conoscere di più Gesù, la persona di Gesù. Amen. Perché Gesù è una persona vivente. Amen. Ha una coscienza, una personalità. Amen. Ha un potere immenso. Egli è Dio. Amen. Pur essendo figlio, egli è Dio Padre. Alleluia. E il Padre è Dio, è Figlio ed è Spirito Santo. Ed è un'esortazione importante che fa l'Apostolo Pietro alla Chiesa tutta cattolica, non la Chiesa cattolica di Roma, alla Chiesa cattolica, che vuol dire cattolica universale, alla Chiesa del Signore sparsa in tutto il mondo, a tutte le Chiese. Amen. Crescete nella grazia. Noi siamo credenti e crediamo in Gesù e crediamo nel suo ritorno. Amen. Non possiamo vivere questa vita come se il Signore non dovesse venire mai. Già al tempo di Pietro, vedete, c'erano quelli che dicevano, schernendo proprio la parola di Dio, ma dov'è la promessa della sua venuta? Quando Pietro scrive questa lettera, erano passati già diversi anni dalla risurrezione di Gesù, dalla Pentecoste, era ormai un apostolo e guidava la Chiesa insieme agli altri apostoli, erano passati tanti anni. Forse era anziano, non sappiamo, ma comunque continua ad incoraggiare la Chiesa ad aspettare il ritorno di Gesù. E dice: non fate caso a chi schernisce, ma dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato. È vero, secondo un'ottica umana, secondo un'ottica razionale umana, possiamo dire il mondo va come è sempre andato. Ci sono guerre, ma ci sono sempre state guerre. C'è peccato, ma da quando è entrato il peccato c'è sempre stato il peccato. Possiamo dire così da un punto di vista umano, ma non dimenticare il fatto che tu sei un credente. E oltre ad essere una persona umana, sei un figlio di Dio nato di nuovo. Quindi la tua e la mia visione devono cambiare. La mia visione è: aspetto il ritorno di Gesù, perché egli verrà. Amen. Alleluia. E l'Apostolo Pietro dice: questi che scherniscono dimenticano che è stata annunciata una parola. Si riferisce al periodo di Noè. Quella parola era che ci sarebbe stata una distruzione totale nel mondo, perché Dio non poteva più tollerare il peccato nel mondo, perché non c'era più nessuno che credeva in Dio. Solo un uomo e la sua famiglia si salvò. Quella generazione, il mondo allora perì per mezzo dell'acqua. Adesso il mondo perirà per mezzo del fuoco. E come è stata annunciata quella parola e si è avverata quella parola, così si avverrà ancora la parola di Dio che annuncia il ritorno di Gesù. Amen. Ora dice, incoraggiando la Chiesa: non dimenticate
che per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Il mio tempo, la concezione del tempo che un uomo può avere, che noi possiamo avere, non è la concezione del tempo che Dio ha, perché Egli è al di là del tempo. Egli non ha tempo, Egli ha tutto il tempo che vuole, Egli è il Signore anche del tempo. Amen? È Lui che dirà quando. Ma il compito della Chiesa è farsi trovare pronta. E questo non possiamo sottovalutarlo. Alleluia. Non è come alcuni pensano. Se il Signore sta tardando, tarda perché Egli è buono. Se dovesse venire in questa mattina, siamo in pochi. Pensate, se Gesù dovesse tornare ora, in questo istante, siamo in pochi. Grazie, Signore, che hai pazienza e che aspetti. Il Signore ci aspetta. Alleluia, quanta pazienza ha il Signore. Alleluia. Egli è paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano al ravvedimento. Fratelli, il Signore vuole salvare. Ancora oggi il Signore vuole salvare. Alleluia. Ma dov'è la risposta all'offerta? È una risposta scarsa. Alleluia. Vogliamo non scoraggiarci. Amen. L'Apostolo Pietro, in quel tempo, tanti secoli fa, incoraggiava la Chiesa. E ancora oggi la parola di Dio ci sta incoraggiando. Perché sapete, fedele è colui che fa le promesse. E chi ci ha fatto delle promesse è il Signore e Salvatore Gesù. Alleluia. Il Signore verrà. E verrà come un ladro. Perciò bisogna stare sempre allerta. Ormai nelle case si usano gli allarmi. In televisione, vedi, ci sono pubblicità sugli allarmi. Fatti l'allarme, non ti preoccupare che quando giunge il ladro, l'allarme ti avverte. Oh, gloria a Dio, c'è l'allarme in noi. Ci stiamo accorgendo che il Signore sta per tornare. Se non ce ne stiamo accorgendo, vogliamo pregare il Signore che ci svegliamo. Amen. Vogliamo pregare il Signore per un risveglio. Amen. E quando ci sarà un risveglio, sarà l'ultimo risveglio, poi il Signore tornerà. Alleluia. Ma vogliamo pregare il Signore veramente per un risveglio. Vogliamo iniziare da un punto di vista personale, dire: no, Signore, risveglia il fratello, la sorella, guardare gli altri. Signore, risveglia me, risvegliami. Risvegliami. Ciascuno di noi deve dire. Ognuno di noi, partendo da noi, Signore, risvegliami. Così tutta la Chiesa, se fa la stessa richiesta, sarà sveglia per il ritorno del Signore. Risvegliaci, Signore, manda un risveglio, gloria a Dio. Alleluia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, cioè le cose che devono avvenire, il ritorno del Signore, fate di tutto per essere trovati agli occhi Suoi immacolati e irreprensibili nella pace. Fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati. Sapete cosa vuol dire immacolati? Puro, senza sporcizia, senza macchia, senza nulla di cui vergognarci. Amen. Immacolati, irreprensibili. Sai cosa vuol dire irreprensibile? Non che non ti si può riprendere, ma se vai in cerca di qualcosa affinché io ti possa riprendere, nel senso trovare un difetto,
il Signore non possa dire nulla, non posso riprenderlo perché è un mio figliolo gradito, è come voglio io. Fratelli, dobbiamo essere come il Signore ci vuole. Alleluia, in vista del ritorno del Signore studiamoci. Amen? Guardiamo i nostri difetti, guardiamoli e mettiamo mano, inginocchiandoci, passando del tempo alla presenza del Signore e chiedendo al Signore: Signore Gesù, ancora ora ti prego, fa che il tuo sangue mi lavi e mi purifichi, cancella ogni mio peccato, ogni mia mancanza. Voglio ricominciare da capo, Signore. Che bello ricominciare da capo. Alleluia. Il Signore ci dà sempre possibilità di ricominciare da capo. Alleluia. Ogni qualvolta vai ai piedi del Signore e chiedi perdono, il Signore dà possibilità di ricominciare tutto da capo. Alleluia. Quindi, in vista di questo, aspettando, in vista dell'attesa del ritorno di Gesù, fate in modo di essere trovati agli occhi Suoi immacolati e irreprensibili nella pace. Nella pace. Devi vivere nella pace. Nel tuo cuore ci deve essere pace. I credenti hanno pace. Amen. I credenti sono sereni e vivono in pace, non in travaglio. Se non hai pace nel cuore, devi andare urgentemente ai piedi del Signore e chiedere pace a colui che è il principe della pace. Signore, dona pace al mio cuore. Vivi sereni i tuoi giorni. Vivi serenamente, perché questa è la volontà del Signore. Il Signore vuole trovarti immacolato, irreprensibile e nella pace. Amen. Perché Egli ci dà la sua pace. Io vi do pace. Io non vi do come il mondo vi dà. Io vi do la mia pace. Amen. Gloria al Signore. Ricorda anche l'Apostolo Pietro e gli scritti dell'Apostolo Paolo. Anche Paolo in tutti i suoi scritti parla della venuta di Gesù. Come dire, vedete, la mia predicazione, la mia esortazione, i miei scritti, quelli dell'Apostolo Paolo, non è che diciamo cose diverse. Anche l'Apostolo Paolo, nei suoi scritti, parla di queste cose e parla di cose difficili per alcuni da capire. E alcuni cercano di deviare il significato chiaro della parola di Dio, trasformandola secondo le proprie voglie, i propri desideri e secondo le proprie comodità. Ma tutti questi non sono da Dio. Fratelli, la parola di Dio è chiara. Non ci sono cose difficili da capire. In questo capitolo che abbiamo letto, l'Apostolo Pietro ci sta dicendo che Gesù ritornerà. Ma cosa c'è da capire? Amen. Ti deve bastare questo. Perché? Perché hai la fede nel Signore. È la fede che supplirà a ciò che razionalmente non riuscirai a capire. Perché è per fede che il giusto vive. Il giusto vivrà per fede. Amen. Gloria al Signore. Paolo ve l'ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data, e questo egli fa in tutte le sue lettere, parlando di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili da capire che gli uomini ignoranti e instabili torcono, storpiano, deviano, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Dio ci dia grazia e non deviare mai dalla parola, che così è scritta. Guai a chi giunge e guai a chi toglie. La parola di Dio è buona, così come la troviamo scritta. E noi non vogliamo udire un interprete della scrittura, perché abbiamo lo Spirito Santo. Dio non ha chiamato interpreti, ma predicatori. Sapete qual è la differenza? L'interprete traduce, ma cosa c'è da tradurre nella parola?
Dobbiamo predicare la parola con l'aiuto e la guida e la potenza dello Spirito Santo. La parola fa breccia al cuore se è supportata dall'azione dello Spirito Santo, e noi crediamo nello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia. E questa è l'esortazione che mi sento di fare a me e a tutti noi, e chi ci ascolterà poi nella registrazione della predicazione di questa mattina, che pubblicheremo via internet, su YouTube e su Facebook. Amen. State in guardia. Alleluia. Non dobbiamo mai perdere la guardia. Stai in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Qui sta parlando di fermezza. Il credente è fermo in ciò in cui crede. È fermo il credente. Non è che cambia idea dall'oggi al domani. Il credente è fermo nella parola di Dio che gli è stata annunciata, nella parola alla quale ha creduto. Amen? Noi siamo fermi nella parola. E grazie a Dio per lo Spirito Santo che ci ricorda la parola di Dio. Alleluia. Quindi l'esortazione è: crescete nella grazia. Alcuni credenti rimangono neonati, nati di nuovo e sempre neonati. La non crescita è una malattia. Se non cresci, devi andare dal medico. Perché mio figlio non cresce? Ma gli dà da mangiare? Io gli do da mangiare, ma lui non vuole mangiare. Come si può crescere se non si mangia? Per questo alcuni sono neonati, perché ascoltano la parola sporadicamente, perché pregano ogni tanto, frequentano i culti quando sono liberi, quando non hanno impegni. Non crescerai mai nelle vie del Signore. Sarai salvato? Hai accettato Gesù. Che ti posso dire io? La parola di Dio mi dice che bisogna accettare Gesù. Ma nel cielo ognuno avrà il suo premio. Sicuramente non voglio avere il tuo premio. Io voglio il premio che mi è destinato, quello giusto, secondo chi ha predicato la parola con sacrificio, rinunciando a tante cose. Amen. Io voglio il mio premio. Alleluia. Ti basta la salvezza? Gloria a Dio. Ti accontenti proprio del minimo, ma c'è molto e molto e molto di più. Crescete nella grazia. Non rimanere neonato, bambino, nella fede. Cerca di capire le cose. Dopo tanti anni di fede, ma chiedi, Signore, il battesimo nello Spirito Santo. Se non lo ricevi, esaminati, ricevi qualcosa e cerca di lavorare in te stesso, impegnati. Se il Signore non mi battezza, ma questo lo dici tu. La parola di Dio mi insegna che Gesù vuole battezzare nello Spirito Santo. Se tu non lo ricevi non è perché Gesù non vuole, non sei pronta, non sei adatta. Gloria a Dio. Vogliamo esaminare noi stessi e non guardare sempre gli altri. Ma allora chi è battezzato nello Spirito Santo è perfetto? No, chi è battezzato nello Spirito Santo, credimi, non è perfetto. La perfezione non viene dal battesimo nello Spirito Santo. Però se il Signore ti ha battezzato nello Spirito Santo, hai capito come bisogna aprire il cuore al Signore, a cosa rinunciare, come piegarsi. Crescete nella grazia. Alleluia. Mi hanno sempre insegnato una cosa,
ci vuole l'abilitazione per poter guidare la macchina, cioè la patente, no? Se vuoi insegnare devi studiare prima, devi avere un titolo. Se vuoi fare come gli altri, devi essere come gli altri e fare in modo, percorrere la stessa strada per raggiungere gli stessi obiettivi, no? Ora, da quando il Signore mi ha salvato, io ho sempre desiderato servire il Signore. E ho capito che la prima cosa è il battesimo nello Spirito Santo. Perché non si può servire il Signore non essendo battezzati nello Spirito Santo. E ho cercato, il Signore mi ha battezzato. Ma dopo che il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo, seguendo sempre quello che era l'insegnamento del mio pastore, mi diceva sempre: non pensare di aver fatto tutti i gradini. Sei salito sul primo gradino, adesso c'è l'altro gradino, fallo, ancora un passo, e poi ancora un altro passo, e poi ancora un passo, bisogna fare dei passi in avanti, bisogna crescere verso il cielo. Amen. E vi dirò un'altra cosa: non solo bisogna crescere verso il cielo, bisogna crescere verso il basso. Sai perché? Perché un uomo di Dio disse: è meglio che io diminuisca e che Lui cresca in me. E se non cresci verso il basso, Gesù non potrà mai crescere in te. Cioè crescere anche nell'umiltà. L'umiltà non è quella che viene sbandierata, io sono umile. No. È quella che viene dimostrata. Amen. E chi ci insegna per primo l'umiltà è proprio colui che è al di sopra di tutto e di tutti. Egli lasciò la gloria del Padre, annichilì se stesso, si è diminuito, si è umiliato, facendosi uomo. Ed essendo uomo, non scelse di nascere in un hotel a 5 stelle, ma sempre nella sua umiltà nacque in una grotta, riscaldato degli animali. Non scelse di crescere in una famiglia agiata, ma Giuseppe era un falegname, un umile falegname, di origine reale, discendeva dal re Davide, ma il suo lavoro era falegname. Amen. La sua vita, la vita di Gesù, fu sempre in umiltà e fu ubbidiente, prima come figlio ai suoi genitori umani e ubbidiente anche al Padre che lo ha mandato, ubbidiente fino all'ultimo, fino alla morte e alla morte della croce. Per questo Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Amen. Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ed è scritto anche che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore. Lui è Dio eterno. Amen. Salvezza per l'umanità. Gloria a Dio. Quindi crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù. E per concludere, come conclude Pietro, vogliamo dire: a Lui sia la gloria, ora ed in eterno. Amen. Dobbiamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.